E purtroppo le guerre hanno segnato il cammino. È come che l'uomo non apprende mai dai drammi della vita, da queste esperienze tragiche che sono state le guerre. L'uomo non impara mai abbastanza, ecco, e ha bisogno come di tornare a passare per queste miserie, queste crudeltà. Ecco, speriamo che questa tregua che è appena iniziata ci prendiamo gusto in qualche maniera e possiamo imparare proprio a capire che possiamo vivere nella pace, che possiamo costruire la pace, che possiamo stare insieme, che possiamo guardarsi negli occhi e stringerci la mano. La tregua è un momento di riflessione, un momento di dialogo, un momento di ascolto reciproco. Speriamo che nasca, ecco, da questa sosta delle armi, nasca il desiderio anche di una riconciliazione e di una pace nei conflitti, soprattutto del Medio Oriente. Ecco, non disperiamo mai che l'uomo che fa tanti danni, che provoca tante miserie all'umanità, impari anche proprio attraverso la sofferenza e la morte, impari anche ad amare la pace, a cercare la pace e a costruire la pace.